Quando sono arrivata io stavano volando, non ho capito bene cosa, le lamiere che mi stavano venendo addosso, per cui ho cercato di schivarle. E quando ho frenato poi mi sono trovata davanti 3 ragazzi e la corriera era appena stata aperta. Una roba pietosa, aveva spaccati così. Erano due bambini anche, di qui che ho visto, no? Si vedeva che erano vestiti 14-15 anni. Raccontavano così ai nostri microfoni 2 testimoni di quella che è diventata nella storia della nostra provincia la strage di Varago. Erano passate da poco le 2 del pomeriggio del 1 ottobre 1984 e la Corriere della Siamice stava portando a casa studenti e lavoratori della città. A Varago, direzione Macerata, la strada si fa un po' stretta, soprattutto quando si incrociano 2 mezzi come un camion ed una corriera. È un attimo. Le ruote della destra della motrice escono dall'asfalto trascinando il camion nel fossato. Il cassone trainato per effetto della manovra sporge verso il centro strada. L'angolo sinistro diventa uno spuntone che apre letteralmente la fiancata della corriera in transito. Sono 7 le vite straziate in quei pochi secondi. Barbara Vertieri, Cinzia Ungaro, Fabio Denis, Luisa Trevisi, Michele Tonon, Fiorenzo Vendrame, Mauro Milanese non sono stati dimenticati dalle loro comunità. La legge ha fatto il suo corso, condannando per omicidio colposo i 2 autisti, anche se per le famiglie il rimborso dallo Stato è ancora un discorso lungo. Da quell'incidente è però iniziata in tutta la Marca la discussione sullo stato delle strade in relazione ai veicoli transitanti. Una curva che hanno speso tanti soldi, ma qui non hanno fatto tirare dritto le cose. Dovevano spendere anche qui, fino lì sono arrivati qui i lavori e da qui hanno lasciato sospeso. Oggi tutto è diverso qui a Varago. Niente più fossato, curva addolcita, strada allargata, tutti segni di un'attenzione diversa per la sicurezza. Possiamo dire che un fatto come questo non potrebbe più accadere adesso? Dire che è impossibile no, sicuramente, però è molto molto più improbabile. Oggi le condizioni di sicurezza sono decisamente aumentate, nonostante il traffico sia notevolmente aumentato e i dati lo dicono oltre ogni dubbio, l'incidentalità è calata in 30 anni in maniera impressionante.